Benvenuti tifosi del Napoli. Lasciate un like al video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle novità del nostro amato club. Forza Napoli! Umberto Chiariello ha commentato la vittoria del Napoli contro il Torino ieri allo stadio Maradona. Seconda missione compiuta. Il Napoli ne ha altre 4 da completare. Verona, Torino, Lecce e Cagliari sono le tappe che precedono il cammino della nazionale verso il mondiale, con alcuni napoletani in rosa. Poi, a Pasquetta, ci sarà questa partita decisiva per il campionato spagnolo, Napoli-Milan. Da questo turno di Pasqua emergerà il secondo posto? Per questo dobbiamo vincere queste partite. Il Napoli, con la vittoria per 2-1 a Verona e il secondo 2-1 di stasera, ha iniziato, a ritmo accelerato, a insidiarsi il Milan, che affronterà l'Inter nel derby. La situazione è la seguente: se l'Inter riesce a vincere, dopo diversi derby senza vittorie, 6 se non sbaglio, e ad assicurarsi i 3 punti, visto che il Milan gioca in casa, ricordiamolo, l'Inter si garantirà praticamente lo scudetto con 3 punti di vantaggio, e il Milan vedrà il Napoli alle calcagna. Se l'Inter batte il Milan, possiamo dire che il destino sarà nelle mani del Napoli, perché in quel caso potrebbe superarlo. Ovviamente, deve mantenere la sua striscia vincente. Buone notizie? Ce ne sono. Anguissa è tornato a giocare un tempo intero, De Bruyne ha fatto coppia con Lukaku per la prima volta a fine partita, Gilmour ha fatto una discreta prestazione e Alisson è stato eccellente, dimostrandosi un acquisto davvero brillante. Ma ci sono anche notizie meno buone. Proprio come Vergara, un altro infortunio per il Napoli. Ogni volta che un giocatore del Napoli cade e si tocca una gamba, ci sentiamo tutti in ansia, tremanti. E poi non possiamo più tenere il punteggio a 0, nemmeno pagando con l'oro. Il Napoli ha subito gol in 10 partite e ormai ha sviluppato una brutta abitudine. Era una squadra che non subiva mai gol di testa, e ora lo fa. Ha subito un gol di recente contro l'Atalanta e ne ha subito un altro oggi con Casadei. Il colpo di testa è arrivato. Dobbiamo ringraziare il piede goffo dello scozzese che è Adams, che, in un controllo successivo, un controllo controllato, un intervento dell'ultimo minuto in area, ha finito per controllare male la palla, permettendo a Juan Jesus di effettuare la parata. Altrimenti, saremmo qui a lamentare una vittoria sprecata con un risultato di 2-0. Cesare Casadei, centrocampista del Torino, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita contro il Napoli, in cui ha segnato il gol che ha sancito la vittoria per 2-1. Conosciamo la qualità del Napoli, non è mai facile giocarci contro. Siamo delusi dal risultato, ma ci abbiamo creduto fino alla fine. Hai sofferto di più gli infortuni di Alisson Santos o i lanci lunghi di Gilmour? Tutti i loro giocatori sono forti. Ho difficoltà a parlare dei singoli giocatori. Chiunque entri in campo può fare la differenza. Riguardo al suo ruolo, per me, qualsiasi posizione è buona, che sia a centrocampo o da seconda punta. Dipende tutto dall'allenatore. Mi piace entrare in area e cercare il gol. Giochi poco, ma segni molti gol, meriti più minutaggio? Non ci penso molto, cerco solo di dare il massimo in ogni partita. Non dipende solo da me. L'allenatore prende le sue decisioni, io devo allenarmi bene e dare tutto in campo, e poi devo solo accettare le decisioni dell'allenatore. La sconfitta rimane, e purtroppo non siamo riusciti a fare punti. Dopo il gol abbiamo reagito un po', ma non siamo riusciti a segnare il secondo. Ora dobbiamo pensare subito alla prossima partita. Sappiamo che, da quando è arrivato l'allenatore e fino ad ora, la situazione rimane delicata. È stata una stagione complicata, piena di alti e bassi, e questo è un momento molto importante del nostro percorso. L'allenatore ci ha chiesto di mostrare atteggiamento, la volontà di scendere in campo con la giusta determinazione. È esattamente ciò di cui abbiamo bisogno ora. Mi piace avanzare, attaccare gli spazi ed essere presente in area per cercare di segnare gol e aiutare la squadra. Ci sono molti aspetti da considerare durante una partita. Non ci si può concentrare solo sull'attacco, anche se è qualcosa che cerco sempre di migliorare. Ho ancora molto da migliorare sotto questo aspetto. Quanti gol segnerò da qui alla fine della stagione? Cercherò di segnarne il più possibile per aiutare la squadra e contribuire al risultato. Spero che la prossima partita ci porti una vittoria e qualche punto importante da portare a casa. Cosa ne pensi, tifoso del Napoli? Lascia un like al video e iscriviti al canale. Forza Napoli per sempre!